minacciato e rapinato persone anziane, 3 colpi in un solo mese nella Marca. È stato arrestato dai carabinieri il rapinatore seriale. Tragedia questa mattina in un agriturismo a Vaglio di Roncade, dove è morto annegato in un fossato un 87enne. La tragedia a pochi metri da casa. Dopo l'appello di ieri sera su Antenna 3 del presidente Savno per trovare autisti, in poche ore all'azienda di raccolta rifiuti sono arrivati 150 curricula. Formeremo tanti giovani, dice De Luca. Lezioni di dialetto veneto per stranieri partiranno a settembre a Treviso. L'idea di un giovane 22enne trevigiano originario del Marocco. Così dice: facciamo la vera integrazione. Corrono i rincari di bollette e materie prime con i sindaci che aggiornano i conti. Oltre 1,5 milioni di rialzi a Preganziol. Galeano, situazione catastrofica. Strada delle gallerie per il Grappa ancora chiuse, cantieri in alto mare. Il grido d'allarme degli allevatori, così è a rischio la transumanza. Sono ormai quotidiani gli assalti delle volpi nelle aziende agricole di San Biagio e dintorni. L'ultimo è stato immortalato dalle telecamere di un'azienda a Rovarè. Siamo invasi, dicono gli allevatori. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Lo avete sentito dai titoli, in primo piano la cronaca, l'arresto da parte dei carabinieri di un rapinatore seriale che ha messo a segno 3 colpi in un mese, vittime anziani. Se parli ti faccio del male, percuoteva le sue vittime, le strattonava e le derubava del denaro che aveva in casa e di generi alimentari. Nel mirino del rapinatore seriale persone anziane o che vivevano da sole. L'uomo, di origini marocchine, ha messo a segno 3 rapine in un solo mese nel comune di Susegana. Ieri è scattato il blitz dei carabinieri. Ieri sera, dopo un'attenta attività di ricerca sul territorio, i militari della stazione di Susegana sono riusciti a rintracciare questo 27enne di origini marocchine presso la stazione ferroviaria appunto di Susegana. Bottini irrisori, pochi euro a fronte di una violenza assurda. In un colpo la vittima ha riportato lesioni al collo e alla spalla e poi le minacce. Se chiami i carabinieri torno a trovarti e ti faccio veramente male. La paura e lo shock delle vittime. L'odierno indagato, approfittando appunto della differenza di età a suo favore ovviamente, minacciava di non avvisare le forze dell'ordine e pur di prendere appunto, come dicevo prima, il guadagno irrisorio, strattonava e spintonava, tant'è vero un soggetto è anche caduto ed è dovuto ricorrere alle cure del locale nosocomio. Già conosciuto alle forze dell'ordine, il 27enne ha messo a segno la prima rapina ai danni di un 65enne il 5 aprile. Si è introdotto nella sua abitazione, dopo averlo minacciato lo ha spintonato facendolo cadere a terra. Tutto per portare via 180 euro e del cibo. Il 23 aprile sceglie una nuova vittima. Si tratta di un 79enne, sempre di Susegana. L'anziano è in camera, il rapinatore lo spinge violentemente sul letto e si fa consegnare pochi spiccioli e generi alimentari. Non gli basta e una decina di giorni dopo, il 5 maggio, torna ancora dalla stessa vittima già traumatizzata. Anche in questo caso il 27enne si accontenta dei soldi in casa, 50 euro. 3 rapine, modus operandi pressoché simile ad un'altra rapina che finì però nel sangue, quella nella quale perse la vita Adriano Armellin, 83 anni. Il 27enne arrestato, provata la sua pericolosità sociale, si trova in carcere a Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Grazie anche alla conduzione della Procura di Treviso siamo riusciti a chiudere il cerchio delle indagini nel giro davvero di pochissimi giorni. Il plauso del governatore Zaia. La sicurezza è uno dei capisaldi di una società civile che i veneti non vogliono venga messo in discussione. Con questa operazione i carabinieri hanno dato prova di essere un solido presidio a tutela dei cittadini. Tragedia questa mattina in un agriturismo a Rovarè di San Biagio di Callalta. A perdere la vita, annegato in un fossato, un 87enne. La tragedia a pochi metri dalla sua abitazione. Ho visto un po' del movimento e sono corso prima, adesso sono corso qua ancora per vedere cosa che è successo. E mi ha detto, si vuole dentro il fosso. Là c'è il fosso, è un po' la fossa la chiamiamo.
è un po' pericolosa. La tragedia a pochi passi da casa, in un luogo familiare a ridosso del giardino, chissà quante volte frequentato e percorso, anche solo con lo sguardo. Un fossato colmo d'acqua riempito dalla pioggia degli ultimi giorni è stato fatale per Franco De Marco, 87 anni, originario di Zoldo Alto, nel Bellunese. De Marco, padre del titolare dell'agriturismo Campi di Grano, era uscito dall'abitazione verso le 9 per una passeggiata. Poco dopo il ritrovamento da parte della moglie e del figlio, che hanno subito dato l'allarme. Sul posto gli operatori del SUEM 118, arrivati con l'elicottero dal Cafoncello. Ogni tentativo di rianimarlo però è stato inutile nella disperazione dei familiari. A seguire le operazioni anche i carabinieri della stazione di Roncade, che hanno escluso il coinvolgimento di terzi fin dall'inizio. L'uomo con ogni probabilità è scivolato nel fossato, forse a causa di un malore, e qui ha trovato la morte per annegamento. Questa la ricostruzione dei militari, un luogo noto a chi conosceva la zona. Madonna, qua i posti dove giocavamo da bambini, questi qua. L'elicottero del SUEM 118 si è rialzato in volo poco prima di mezzogiorno. A terra resta solo la disperazione di un'intera famiglia. Quattordicenne derubato e minacciato dalla baby gang a Conegliano. La polizia denuncia 2 giovanissimi. Pomeriggio di terrore per un 14enne di Conegliano minacciato e derubato dell'iPhone del valore di 1.500 euro da una baby gang. Il ragazzino dopo la scuola si era fermato a pranzo in centro con un amico, poi si era spostato al parco Mozart e qui, come ha raccontato lui stesso alla polizia, era stato avvicinato da 3 giovanissimi. Uno di loro gli aveva chiesto se poteva prestargli il telefonino per fare una chiamata. Lo studente ha creduto a quella richiesta, ma una volta consegnato nelle mani del giovane l'iPhone, questo si è allontanato in bicicletta. Gli altri 2 hanno finto di rassicurare la vittima, ma pochi minuti dopo il ladro è tornato minacciando il 14enne, dicendogli che facevano parte della gang del Biscione, per poi allontanarsi tutti e 3. Lo studente a quel punto ha notato una volante del commissariato e ha raccontato quanto accaduto agli agenti, che si sono messi subito sulle tracce del terzetto. Poche ore più tardi hanno individuato e denunciato i primi 2 presunti responsabili. Si tratta di 2 ragazzi di 15 e 17 anni che avevano con sé l'iPhone. Indagini ancora in corso per risalire al terzo giovanissimo. Dopo l'appello ieri sera proprio nel nostro telegiornale del presidente Savno per trovare autisti, la risposta è stata sorprendente. In poche ore centinaia di curriculum per la candidatura proprio di autisti per la raccolta dei rifiuti. Presidente, quanti curriculum in meno di 24 ore? 150. Piacevolmente sbalordito il presidente di Savno, Giacomo De Luca. Dopo l'appello di ieri sul telegiornale di Antena 3, in tantissimi hanno risposto e stanno rispondendo agli uffici di via Piovesana. Certamente già un ottimo risultato, che però innesca una domanda. Prima perché è stato fuori più di un anno, non ho capito perché tutti li ho appena visti, perché sono arrivati 150, stamattina alle 9 erano già 100, ma stanno continuando ad arrivare. Non so dove siano stati prima tutta questa gente. Al di là della comunicazione, per De Luca è un segnale preciso verso la comunità. Basta scuotere la gente che forse si fa vedere, basta scuotere, bisogna spingerli. Considerazione rivolta soprattutto ai giovani, verso i quali Savno ha, come dire, un occhio particolare. Ci sono abbastanza giovani, questo mi rincuora, che sono quasi tutti senza patente, ma sono pronto a dargli una mano, e anche qualche persona che ha deciso che sta facendo qualche altro lavoro, vuol forse venire nel posto qui vicino, non ha paura dell'orario 5-12. A questo certamente si accompagna l'evoluzione della mansione, sempre meno manuale, con Savno che sta ultimando i test verso la raccolta automatizzata con braccio intelligente. E l'immenso parco mezzi solo per la parte vittoriese racconta di quanto importante sia il ruolo dell'autista anche sotto il profilo sociale. C'è autista e autista, c'è l'autista che fa i grandi viaggi, c'è l'autista invece in questo caso fa un servizio alla collettività perché gestisce la raccolta dei rifiuti. Quindi dovrebbe essere ancora più favorito il nostro settore. Tra qualche giorno De Luca inizierà a vagliare i curriculum per poi convocare i primi candidati con tempi davvero brevi per l'operatività su strada. Lei adesso, facendo i calcoli velocemente, quanti riesce ad assumerne subito? Ma una decina penso subito. Ma visto il successo dell'iniziativa, De Luca è pronto a condividere queste nuove risorse con altre aziende pubbliche. Sono i colleghi delle altre municipalizzate come la MOM, mi riferisco a MOM, Contarina, potrebbero utilizzarli, se me lo chiedono io sono disponibile a dargli e a vedere con loro quelli che possono essere utilizzati. Perché anche loro hanno lo stesso tipo di problema? Beh sì, anche loro tutti non ce lo nascondiamo, io ho visto il grido d'appello da parte del presidente del MOM e anche quello di Contarina.
Caro bollette e materie prime, sono sempre più salati i conti per le amministrazioni comunali della Marca. Tra luce ed edilizia scolastica, solo a Preganziol il rialzo è di 1,5 milioni di euro, copione simile a Riese, situazione catastrofica, dice il sindaco proprio di Preganziol Galeano. La situazione è davvero catastrofica, non ho paura a usare un termine come questo. Noi abbiamo vari lavori, vari progetti che devono essere finanziati e facevamo i conti proprio nei giorni scorsi che avremo quest'anno 1.520.000 euro, solo riferendosi ad alcune voci, che vengono fumati dal rincaro energetico e dall'aumento del costo dei cantieri. Da un lato il caro bolletta che incide per 620.000 euro, dall'altro il rialzo dei prezzi delle materie prime che spariglia le carte in tavola per i cantieri in corso, un conto salatissimo se si guarda soprattutto all'edilizia scolastica, e qui il sindaco di Preganziol entra nel dettaglio. Un'altra scuola il cui cantiere doveva costare in toto 660.000 euro arriverà a poco sopra il milione, la scuola di San Trovaso che da 910 di quadro economico arriverà a quasi 1,5 milioni, un altro piccolo cantiere da 150 arriva a 190. Se si vogliono fare i lavori bisogna mettere i soldi, ma è una cosa folle. Dal Terraglio alla Marca occidentale il copione è lo stesso, calcolatrice alla mano a fare il punto è anche il primo cittadino di Riese Pio X. Cantiere della scuola, parliamo di un'opera da poco sotto 4 milioni di euro, si ragiona sull'ordine di 400.000 euro grosso modo solo di materiali, e quindi in più ovviamente, ahimè, e quindi questo va a sballare completamente il quadro economico. E sono tanti, per non dire tutti, i sindaci del Trevigiano alle prese con preventivi che stanno letteralmente scoppiando loro in mano. Anche per questo si studiano nuove vie e si accelerano alcuni progetti. Noi abbiamo un progetto di riqualificazione che dovrebbe partire abbastanza a breve, che ci consentirà poi di andare a dosare punto punto l'energia di ogni singolo punto luce. Ma un conto sono le buone pratiche, un altro il problema più generale. Noi ci auguriamo ci sia soprattutto una misura strutturale da parte del governo, poi noi faremo la nostra parte. Grazie a Dio il bilancio del Comune di Riese è un bilancio sano, per cui in qualche modo riusciremo a rispondere anche a questa esigenza, però è chiaro che la cosa ci mette particolarmente in difficoltà. Il PNRR va rivisto perché adesso ci sono nuove esigenze, così gli assessori regionali Bottaccin e Donazzan di fronte all'allarme lanciato da famiglie e imprese sui costi di energia e gas. Il Veneto rischia molto perché noi siamo una catena di produzione dentro le filiere nobili e sono quelle che oggi soffrono. La nostra regione rischia di pagare un prezzo salato con l'impatto economico della pandemia prima e della guerra poi, con i rincari di energia, gas e materie prime. Un allarme che, sottolinea l'assessore Donazzani, il Veneto aveva lanciato diversi mesi fa, ma sottovalutato. Si doveva, aggiunge, intervenire prima sui costi dell'energia, ad esempio come fatto in Francia, fissando un tetto sulle bollette. Qui invece lasciamo le imprese che si arrangino, le famiglie hanno avuto un bonus, ma quelle sono risorse a perdere, non si fanno investimenti strategici per aiutare le imprese. Il tema energetico, strettamente legato a quello del gas e dei trasporti, è centrale per famiglie e imprese. Per l'assessore Bottaccin bisogna puntare il più possibile sulle fonti rinnovabili, con un ma. Sarà difficile pensare di poter utilizzare solo ed esclusivamente fonti rinnovabili per tutta una serie di motivi, non ultimo il fatto che la fonte rinnovabile non è continua, quindi ci sono dei momenti in cui viene prodotta e dei momenti in cui non è possibile produrla, quindi va accumulata, e pensiamo per esempio che tutti i materiali per produrre le batterie sono in mano ai cinesi e quindi rischieremo di diventare totalmente dipendenti da un unico paese, cosa che non ci possiamo permettere. Tutto questo rientra in un progetto di sostenibilità che deve però fare i conti con la salvaguardia dell'economia e una tutela ambientale minacciata dai cambiamenti climatici che impongono di fare in fretta. Negli ultimi 30 anni, spiega l'assessore Bottaccini, in Veneto abbiamo registrato un aumento di temperatura di 1,5 gradi. Per i due rappresentanti della giunta regionale, in questo quadro diventa strategico il PNRR, che va però rivisto negli obiettivi e nelle modalità. Alcuni obiettivi, alcuni progetti, alcuni target devono essere modificati a mio modo di vedere tenendo conto della contingenza dei fatti. Oggi la priorità assoluta probabilmente è quella energetica, i costi delle materie prime che mettono in difficoltà le imprese, che mettono in difficoltà i cittadini, quindi bisogna puntare prima di tutto su questo. Da settembre
settembre a Treviso partirà un corso di dialetto veneto per immigrati. È l'idea di un giovane 22enne trevigiano originario del Marocco. Si tratta di corsi di lingua veneta per stranieri e questo servirà per includere maggiormente lo straniero in questa società e in questa regione che ci offre lavoro e ci offre amicizia. Insegnare il veneto agli immigrati, questa è la sfida di Saif Kesraji, 22 anni appena e titolare di un'agenzia a Treviso. I corsi partiranno a settembre anche perché c'è da definire il corpo docenti. Gli insegnanti saranno pensionati e comunque chiunque si candida ben accetto. Alla fine del percorso ci sarà anche un diploma, il valore ovviamente è simbolico. L'attestato non è ufficiale, però è un attestato di partecipazione che comunque il valore di sicuro è quello di partecipazione. Ecco. Saif è figlio di Abdallah Kesraji, punto di riferimento della comunità marocchina in Veneto e presidente di Hilal, la cooperativa da poco subentrata anche nella gestione del centro accoglienza all'ex caserma Serena di Casier. Inevitabile quindi parlare di integrazione e diritto di cittadinanza. Lo stesso Saif parte dalla sua storia. Sono nato in Italia, al Cafoncello, ma io penso che se un ragazzo nasce qui e i suoi genitori sono qui da 20-30 anni, la cittadinanza è il minimo che dovrebbe avere. Per una reale integrazione. Non avere la cittadinanza penalizza il giovane e non lo fa sentire di sicuro incluso, quindi non puoi pretendere l'inclusione e l'integrazione se il cittadino, che dovrebbe essere al pari dei figli degli italiani, non è italiano. Quanto al Veneto e ai veneti, il 22enne scatta una fotografia precisa. Il Veneto è una persona solare, disponibile e ovviamente quando vede che in te c'è la voglia di lavoro e di resilienza, vede che comunque ti accoglie e ti introduce a sé e alla sua cultura. È passato un anno e una delle strade più importanti verso Cima Grappa è ancora chiusa, nonostante sia già stato stanziato 1 milione di euro per la messa in sicurezza di 2 gallerie. Infuriati gli allevatori in procinto della transumanza per gli alpeggi estivi. Lavoriamo per rimetterci, basta, perché se dovessi fare i conti con la penna sarebbe meglio che chiudessi la stalla. È infuriata Afra Panizzon, infuriata come gli altri allevatori, proprietari o gestori delle malghe sul versante trevigiano del Grappa. Infuriati con la provincia che ha in carico la strada che collega la Cima con la piana trevigiana, strada chiusa da oltre un anno a causa della caduta massi da queste gallerie. Chiusa dall'anno scorso. Abbiamo fatto un passo da giganti, siamo entrati patrimonio dell'UNESCO con la strada principale chiusa. Non so se in provincia capiscono certe cose oppure non ci arrivano. Una strada fondamentale, in particolare in queste settimane di transumanza, verso i pascoli montani per produrre tipicità uniche come il morlacco del Grappa. Con questa via chiusa e il transito vietato ai camion per il trasporto bestiame sulle altre strade, molti hanno già annunciato che quest'anno non apriranno la loro malga, anche perché tagliare il transito dei turisti da Cima Grappa è un duro colpo per tutte le attività, partendo dal Pian della Bala fino a Monte Tomba. È un colpo duro per tutti quelli che lavorano in montagna, perché la strada che passa per Malgamure unisce lato est con il lato ovest, per cui se a metà la strada è chiusa, come facciamo a unire? Afra e gli altri malgari non vogliono più sentir parlare del 1 milione di euro già stanziato e delle progettazioni, perché vogliono solo fatti concreti, come ad esempio una semplice intelaiatura con tubi innocenti e pianali utilizzando ponteggi da cantiere. Un'intelaiatura che metterebbe in sicurezza le gallerie in attesa della realizzazione definitiva in cemento armato. Tra l'altro, conclude Afra sconsolata, con l'ultima riunione i malgari si sono sentiti letteralmente presi in giro. Adesso hanno fatto una riunione e hanno detto che il 1 milione di euro non basta. Ma io dico, i nostri poveri avi che l'hanno fatto le gallerie, la strada con pale e piccone, adesso nel 2022 riescono a mantenerla, non ricostruirla nuova, mantenerla. Una volpe è stata avvistata in un'azienda agricola a Rovarè di San Biagio di Callalta, l'animale immortalato dalle telecamere. Eccole le immagini immortalate dalle telecamere dell'azienda agricola I Padroncini a Rovarè di San Biagio di Callalta, che mostrano una volpe entrare nel piazzale, afferrare una gallina e scappare. Ma le incursioni delle volpi nella zona sono ormai all'ordine del giorno, come racconta il titolare dell'azienda, nonché presidente della locale Coldiretti. Ultimamente ho avuto diverse segnalazioni
da parte delle aziende agricole e degli agricoltori di questi danni causati dalle volpi. È un momento in cui da 2 o 3 anni da questa parte che siamo invasi dalle volpi. Lo stesso Lorenzona negli ultimi anni è stato più volte vittima delle incursioni delle volpi. Di galline, tacchini, anatre, ormai l'azienda si è svuotata. Non so come fermarle. In questo periodo le aggressioni sono aumentate, forse perché, ci spiega Lorenzona, gli animali devono sfamare i loro cuccioli. Indicativo della situazione di pericolo sempre maggiore il comportamento delle stesse galline. Vanno a dormire sopra gli alberi e hanno intuito anche loro che c'è questo pericolo. Tutt'al più ho dei filmati visti che una volpe sale sull'albero, va sopra dove ci sono le galline, le azzanna, le fa cadere per terra un po' intontite, scende dall'albero, prende la gallina e se ne va. Una cosa assurda. Tutti gli episodi sono stati puntualmente segnalati alle guardie venatorie della provincia. Sono venuti in sopralluogo, visto i danni, fatti i verbali e tutto quanto, però per ora non abbiamo visto un solo centesimo di rimborso. Anche un rimborso simbolico basterebbe, aggiunge Lorenzona, per il quale però è fondamentale un intervento per aumentare i controlli e limitare le incursioni delle volpi. Fare degli piani di controllo di questi feroci felini, perché qua la situazione è sempre peggiore. Negozi e bar aperti di sera o alla domenica era una questione che sta facendo discutere molto a Treviso, ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta a Treviso, si discute dell'opportunità di tenere bar e ristoranti aperti alla domenica o alla sera. Ci vuole una programmazione a lungo termine, ha detto il presidente di Veneto Imprese Unite Penzo Aiello, immediata la replica del sindaco Mario Conte. Quanto tempo ho a disposizione? Perché se devo stare qui a presentare tutta la programmazione culturale, sportiva, ci metto fino al TG di questa sera delle 19:30, ma lo faccio volentieri. Risponde così, con tono ironico, il sindaco Mario Conte al presidente di Veneto Imprese Unite Andrea Penzo Aiello. Sul piatto la questione bar e negozi chiusi la domenica o di sera. Bisogna dare alle imprese un progetto che vada oltre la mostra, aveva detto Aiello, e la risposta del primo cittadino non si è fatta attendere. Banalmente dico che mentre inauguravamo la mostra del Canova, possiamo già parlare della mostra di Paris-Bordon, possiamo parlare di un evento internazionale del rugby, possiamo parlare del Giro d'Italia, possiamo parlare della programmazione con Ryanair, possiamo parlare della rete di festival, quindi la programmazione a lungo termine c'è. Insomma, non si tratta di programmazione, il vero problema è di tenere aperto, spiega il primo cittadino, lo ha detto proprio Penzo Aiello, sono costi di gestione e reperimento del personale. Non andrei invece a parlare della programmazione culturale della città, perché uno è condivisa anche con loro e la conoscono bene, 2 è una programmazione che mi sento di dire è straordinaria. Fra l'altro il sindaco tiene a precisare che in città si è passati da 3.800 metri quadri di plateatici a 7.000 metri quadri, messi a disposizione anche degli associati di Veneto Imprese Unite. Poi aggiunge: adesso che i risultati si vedono è tempo di rimboccarsi le maniche, come diceva il presidente Capraro, e di fare quel salto di qualità di cui la città ha bisogno per offrire un'emozione in più. Malumori tra le famiglie trevigiane dopo la notizia della chiusura delle scuole il 26 maggio per l'arrivo a Treviso della tappa del Giro d'Italia. La replica sempre del primo cittadino di Treviso, Conte, che dice: ci atteniamo a quelle che sono le indicazioni che arrivano dall'organizzazione. Ancora una volta penalizziamo i figli chiudendo le scuole. Grande disagio. Grazie di cuore per l'ennesimo sacrificio della scuola. I bambini e i ragazzi non hanno già perso tanti giorni di scuola a causa Covid. Grazie di cuore per aver dimostrato per l'ennesima volta che l'istruzione non conta. Sono solo alcuni dei commenti comparsi sotto il post del sindaco di Treviso Mario Conte sull'arrivo a Treviso il 26 maggio della 18ª tappa del Giro d'Italia. Quel giorno le scuole di ogni ordine e grado della città rimarranno chiuse, niente lezioni, nemmeno il 27 per gli studenti della secondaria di primo grado Stefanini che ospiterà il quartiere Tappa. Che è troppo. I bambini è giusto che stiano a scuola. Chiudere 2 giorni la scuola è un problema, anche perché siamo a fine anno e mio figlio poi in terza, quindi anche gli esami è un problema anche per le famiglie che devono comunque
rendersi disponibili ad accogliere i figli a casa. È una questione di sicurezza per tutti gli utenti, allora può starci anche la chiusura. Se è per permettere ai ragazzi di partecipare, di vedere la corsa, allora questo direi di no. Ma c'è anche chi sottolinea l'importanza di un evento simile per la città di Treviso. È anche un evento importante per la città, che porta turismo, che porta benessere, che anche per i ragazzi è una bella esperienza. Del resto una manifestazione così penso che non si possa rinunciare, per cui un sacrificio si fa, lo fa tutti quanti. Mi sembra normale. Capisco le famiglie, ma questa è una manifestazione sovracomunale che necessita di uno sforzo grande da parte di tutti. Noi ci atteniamo a quelle che sono le indicazioni che arrivano dall'organizzazione e dagli organismi preposti dal punto di vista della sicurezza, la replica del sindaco Conte. Rette dei centri estivi invariate per il 2022, lo rende noto il Comune di Treviso, specificando che questo è stato possibile grazie ad un colloquio, ad un accordo con assessorato all'istruzione, con associazioni, comitati, cooperative, soggetti del privato sociale, parrocchie ed altre realtà del territorio. Per il 2022 le domande di iscrizione all'albo di soggetti organizzatori sono state 32 tra centri educativo-ricreativi, camp sportivi, per un'offerta complessiva di ben 38 sedi. Oggi il Parlamento europeo ha voluto ricordare Remo Sternaggiotto, il politico e imprenditore di Montebelluna scomparso nel novembre 2020. La giornata si è aperta con la Santa Messa, sono poi seguiti numerosi interventi di chi ha lavorato e collaborato soprattutto in ambito politico con Sternaggiotto. Da Raffaele Fitto, co-presidente del gruppo ECR, alla vicepresidente possiamo vedere le immagini del Parlamento europeo, Pina Picerno, presenti anche tra gli altri, e lo vedrete tra un po', eccolo inquadrato nelle immagini, Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto. In collegamento poi è intervenuto anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e poi anche Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. L'allentamento delle limitazioni legate al Covid ha portato ad una vera e propria esplosione di interesse per eventi culturali, lo dimostrano le presenze già nei primi giorni della mostra del Canova o i numeri in questi primi mesi per i musei di Montebelluna. Nei mesi tra aprile e maggio, guardando un pochino anche a quello che è stato l'inizio dell'anno, sicuramente abbiamo raggiunto, rispetto all'anno scorso in cui avevamo fatto 7.000 visitatori in tutto l'anno, sicuramente siamo già arrivati oltre i 4.500-5.000. Torna la voglia di cultura, di storia, d'arte. In una parola, torna la voglia di visitare i musei. Come a Montebelluna, dove all'interesse per la storia naturale si è aggiunto in maniera importante, complice l'Ucraina, quello per la guerra, raccontato al Meve di Villa Pisani. In questo momento appunto il Meve è proprio una risposta anche a un bisogno di fare chiarezza. Sappiamo che abbiamo un periodo in cui siamo bombardati da tante notizie, non abbiamo le chiavi per capire qual è la notizia vera, qual è la storia che ha portato. Il Meve è una di queste risposte. Un vero patrimonio quello dei musei, delle pinacoteche, delle raccolte storiche presenti in tutta la Marca, che cerca di fare rete come per Oderzo con Montebelluna, che da oggi, giornata internazionale dei musei, rendono operativo l'accordo che prevede scontistiche importanti per visitare le relative sedi museali. Un'opportunità per i cittadini, ma anche un importante stimolo turistico. I nostri territori sono in grado, sotto i diversi punti di vista, di creare questo sistema più complesso che, partendo dalla cultura, riesce a rendere e a ottimizzare anche il sistema economico delle imprese e del turismo. Possiamo dire insomma che con la cultura arriviamo anche a mangiare? Assolutamente sì. Cultura e territorio che anche per questo devono proteggere la propria storia, come nel caso di Montebelluna, dove era in vendita un'area di mercato vecchio con sotto i resti di un'importante villa romana. La storia sospesa di Via dei Stec, siamo stati informati tardivamente per alcuni equivoci di carattere, chiamiamolo così, epistolare. È stata acquisita da un privato con il quale comunque c'è un continuo dialogo e quindi speriamo in futuri sviluppi. Perché, come insegna Pompei, valorizzare i propri scavi e impreziosire anche economicamente il proprio territorio. Sono assolutamente il primo
a voler vedere poi il frutto degli scavi. Credo che anche la società privata che ha acquisito il terreno abbia tutto l'interesse, anche tutta la volontà dal carattere, soprattutto da un punto di vista etico e umano, per fare del bene non solo a Montebelluna ma a tutta la comunità del nostro territorio. Ed ora le notizie da Belluno e provincia. Un 47enne di Belluno è stato trovato privo di vita questa mattina a Igne. Dell'uomo si erano perse le tracce ieri intorno alle 13. Sono durate fino a notte fonda e riprese alle prime luci dell'alba di oggi le ricerche del 47enne di cui non si avevano notizie dalle 13 di ieri. L'uomo è stato ritrovato privo di vita nella gola del torrente Maè, 150 metri circa a valle della passerella di Igne. Il 47enne di Belluno era uscito dalla Procond ieri alla fine del suo turno di lavoro e non era rientrato a casa. L'allarme è scattato attorno alle 18 e ha mobilitato il soccorso alpino di Longarone. L'auto dell'uomo è stata ritrovata parcheggiata nelle vicinanze della passerella di Igne e lì si sono concentrate le ricerche. L'Enel ha regolato il deflusso dell'acqua della diga di Pontesei e questo ha permesso al gruppo Forre del soccorso alpino di calarsi nella gola e scenderla a piedi. All'attività hanno preso parte i vigili del fuoco e il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo e Cortina, oltre a una unità cinofila molecolare. Questa mattina purtroppo le speranze di ritrovare l'uomo in vita sono svanite. La salma è stata ricomposta e issata dall'elicottero che l'ha trasportata fino al campo sportivo di Igne per essere affidata al carro funebre. L'uomo lascia i genitori che risiedono a Longarone. Non è ancora stato dato il nulla osta per i funerali di Angelo De Paoli, l'85enne morto dopo 3 giorni di ricovero al San Martino in conseguenza ad un incidente stradale accaduto una settimana fa in via Feltri a Belluno. La pubblico ministero Marta Tollardo ha aperto un fascicolo di indagine con ipotesi di reato di omicidio stradale e ha disposto l'autopsia per stabilire le ragioni che hanno portato dopo qualche giorno di ricovero alla morte di Angelo De Paoli. La PM conferirà domani l'incarico al medico legale prescelto, il professor Guido Viele dell'Università di Padova. La moglie di Angelo De Paoli, Anita Raffine, si è affidata ad un noto gruppo bellunese del ramo del risarcimento danni ed intesa con il gruppo e l'avvocato di fiducia Zoldan ha nominato come consulente di parte il medico legale Alessandro Zambon. Le operazioni peritali inizieranno nella giornata di domani alle 10 dopo il giuramento del consulente incaricato dalla procura e si svolgeranno all'ospedale di Belluno. Tragedia questa mattina nel Trevigiano a Roncade, dove un 87enne, Franco De Marco, originario di Zoldo Alto, ha perso la vita. L'uomo è uscito di casa intorno alle 9 per una passeggiata, poi secondo la ricostruzione dei carabinieri che indagano sull'episodio probabilmente colto da malore sarebbe caduto in un fossato colmo d'acqua dopo le piogge degli ultimi giorni e avrebbe perso la vita annegato. Il prossimo 12 giugno sarà un election day, siamo alla politica. Oltre al voto per le amministrative, gli elettori potranno esprimersi anche sui 5 quesiti del referendum sulla giustizia. Le ragioni del sì sono state spiegate questo pomeriggio durante una conferenza stampa convocata dalla Lega. Il 12 giugno gli aventi diritto al voto saranno chiamati ad esprimersi anche su 5 quesiti referendari: riforma del CSM, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati, limite alla custodia cautelare, abolizione del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Il Comitato per il Sì spiega. Sono gli strumenti che consentono di stimolare una riflessione anche su questo argomento, incidere in qualche modo e spingere il mondo politico comunque ad intervenire su tematiche che sono ormai trattate da molto tempo e tante volte anche dimenticate. L'esempio lampante, afferma l'avvocato Antinucci, è quello relativo alla separazione delle carriere. L'Unione delle Camere Penali lotta in questa direzione da tanti anni, era una misura connaturata a mio avviso al cambiamento del codice di procedura penale. Quando nel 1988 fu introdotto il processo accusatorio era anche pensata una separazione netta delle carriere, cosa
che non fu mai portata a termine, anzi nemmeno iniziata. Antinucci è stato ospite della conferenza della Lega, presenti il commissario straordinario Franco Gidoni e il segretario comunale Paolo Luciani, che con Fratelli d'Italia e Radicali sostengono il sì ai 5 quesiti. In particolare sul quinto quesito, quello sulla incandidabilità a ricoprire cariche elettive di governo, che si riferisce alla legge Severino, la croce sul sì è così motivata. La sospensione deve essere disposta dal magistrato, noi vogliamo che sia il magistrato, a cui viene dato quindi un potere in più, non viene tolto un potere, viene dato un potere in più, che decida se sia il caso di sospendere o meno quel funzionario che si è macchiato, per quanto accertato solo in primo grado, di un determinato reato. In provincia sono partiti gli incontri per informare e sensibilizzare i cittadini. Sabato prossimo a questo scopo la Lega promuoverà un evento alle 17:30 al centro Giovanni XXIII di Belluno. E in tutta Italia si stanno costituendo i comitati del no al referendum del 12 giugno. In questi giorni le prime prese di posizione ufficiali. I quesiti non sono di facile comprensione, ma soprattutto, anziché migliorare i diritti e le domande di giustizia, esprimono una diffidenza nei confronti del lavoro dei magistrati e del controllo della legalità. Le ragioni del no a tutti e 5 i quesiti referendari proposti agli elettori nella tornata del prossimo 12 giugno sono riassunte in una nota dal comitato che si è costituito in questi giorni e che a breve avrà i propri portavoce in tutte le regioni italiane. Il quesito sulle modalità di presentazione delle candidature dei magistrati per le elezioni del CSM e quello sulla partecipazione dei membri laici alla redazione delle pagelle dei magistrati, scrive il Comitato per il No, sono del tutto irrilevanti ai fini di un migliore funzionamento della giustizia per i cittadini. Così come il quesito sulla divisione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, che avrebbe come unico effetto quello di allontanare il PM dalla cultura della giurisdizione, schiacciandolo su un'attività di polizia. Il quesito sulla custodia cautelare è riferito a tutte le misure, sia quelle coercitive che interdittive. Secondo il Comitato per il No, si tratta di un quesito ingannevole, dato che esclusi i delitti di mafia e quelli commessi con l'uso delle armi, l'effetto sarebbe quello di impedire la custodia cautelare non solo per chi ha commesso reati gravi, ma anche l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge violento o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona vittima di atti persecutori. Infine, il quesito sull'abrogazione della legge Severino. Il Comitato per il No è contrario all'abrogazione dell'intera disciplina che riguarda la decadenza e l'incandidabilità degli eletti condannati con sentenza definitiva a una pena superiore a 2 anni. È davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. L'anticiclone ingloba tutto il nostro territorio. Giovedì 19 maggio tempo in prevalenza stabile, con clima ancora gradevole grazie ad una lieve rinfrescata. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tanto sole ovunque, il contesto rimarrà quindi buono, ad eccezione di una certa instabilità pomeridiana sui monti e sulla pedemontana, possibile fin verso la pianura. Temperature minime tra 11 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 25 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, sarà asciutto e senza piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime sui 12-18 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà soleggiato, tuttavia nel pomeriggio sarà possibile qualche temporale sui settori più settentrionali. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 29 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci dunque al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.